Maron, la capolista se ne va e tutti quanti stanno a ghiacciare. Ma c'ha tutti amici, da Napoli l'87, meno 16, sono temperature da Alaska. Ma ve ne siete andati in Alaska, ve ne siete andati, interisti e milanisti. Finisce così, il Napoli vince 3-0 alla Spezia, la capolista se ne va. La capolista se ne va, un Napoli che diciamo per sbloccarla ha faticato, perché nel primo tempo una partita molto bloccata e difficile da portare in rete il Napoli, non ha convinto tanto. Nel secondo tempo Politano per Lozano, la partita cambia subito al 48esimo, dove il Napoli con un episodio dove il calcio di rigore che per me c'è, ma penso che tutti avete visto che il rigore ci sta. Kvaratskhelia non sbaglia, Kvaratskhelia che segna all'apertura del secondo tempo, praticamente 3 minuti dopo, al 48esimo. Poi il Napoli si ripete con Osimhen su un errore di Dragowski lì, perché Dragowski esce a vuoto, Osimhen sale, piglia ascensore e fa un gol pazzesco di testa. E poi altro errore di un difensore dello Spezia verso la fine, verso il 69esimo, 70esimo. Un altro errore dello Spezia in fase difensiva, pallone preso da Kvara per Osimhen e Napoli la chiude 3-0. Ragazzi, ci sono stati sicuramente 3 errori difensivi dello Spezia, ma sicuramente bravo il Napoli ad approfittarne, perché una squadra, alla fine la squadra che vince ha sempre ragione. Il Napoli ha avuto ragione perché ci ha creduto, perché ha fatto molto più dello Spezia, cioè praticamente lo Spezia non ha fatto nulla, ha fatto un tiro in porta in 90 minuti, praticamente nulla lo Spezia. Il Napoli ha meritato di vincere questa partita, ha faticato sicuramente, gli episodi fanno parte di una squadra che li trova. Quando una squadra è brava trova anche l'episodio che ti fa sbloccare la partita, e non parliamo di fortuna, perché la fortuna c'è, ma aiuta la squadra che merita. La squadra che se la cerca la fortuna, quando una squadra è forte e va di continuità a prendersi i risultati, alla fine arriva anche quella che è la fortuna. E niente, voglio si gode, migliore in campo, io direi, non lo so, faccio fatica, perché Kvaratskhelia ha fatto una grande partita, assist e gol, Osimhen ancora in gol doppietta, io direi Osimhen per la doppietta, ma perché Osimhen sembra aggressivo, sembra al centro delle azioni del Napoli, ma Kvaratskhelia è strepitoso oggi. Faccio fatica, Kvaratskhelia e Osimhen sicuramente i migliori. Lobotka non possiamo tirarlo fuori perché non sbaglia nulla, non sbaglia un passaggio, poi va sempre in copertura, straordinario. La difesa Ramani mi è piaciuto un casino, Kim qualche passaggio sbagliato, ma poi è andato a ricoprire, a farsi perdonare recuperando tanti palloni, li perdeva ma era sul pezzo e recuperava. Mario Rui, strepitoso, una stagione pazzesca di Mario Rui, bene anche Di Lorenzo, bene anche Meret che è poco impensierito, attacco come vi ho detto, Kvara e Osimhen pazzeschi, Lozano deludente, Politano meglio di Lozano sicuramente, perché dove c'è Politano subito si procura il rigore il Napoli. Manca qualcuno, centrocampo chissà bene, ma nulla di esaltante. Zielinski da rivedere, non mi è piaciuto, insieme a Lozano secondo me i peggiori del Napoli, solo loro due, mi aspetto di più. E niente, per lo Spezia avevo detto una maschiattata a capo, non ci ha capito niente, a cuccia, ti devi salvare, devi pensare a salvarti, intanto ti si piate 3 palloni come l'anno scorso, che tutto sommato ti fa male a capo. Niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoli l'87, chiamo bello, mamma mia, mi sono ghiacciato in mano, Juventus, ma che è successo? Stavo sperando qualche... Ma ancora ci credi nella remontata? O pensi che qua stai ghiacciando ancora di più? Ti devi chiudere in un frigorifero, anzi no, in una cella bella ghiaccia però, perché quelle sono temperature veramente, mamma mia. Per l'interista milanista non ne parliamo proprio, perché anche allora è ghiaccia, magari un pareggino e dopo tutti a bere il brodino stasera, no? Nel derby. Ecco, questo è tutto, buona serata a tutti, anzi buona domenica a tutti amici da Napoli 87, come sempre, voglio
Forza Napoli!